Escalation vandalica ad opera di balordi contro le piscine di via Ferrarin, il terzo assalto nella struttura nel giro di un mese ed è un crescendo di danni. Una volta forzata una porta di emergenza, sabato notte i delinquenti si sono lanciati nella devastazione dei locali, dal bar agli uffici al punto vendita di articoli tecnici d'abbigliamento. Trafugate alcune migliaia di euro in spiccioli e monete, ma sono i danni deliberati a far insorgere la rabbia a chi è rientrato dalle ferie per ripristinare al più presto l'operatività della struttura comunale. C'è sì un aspetto economico, ma c'è soprattutto un aspetto di danni e anche proprio che ci ha toccato dal vivo, perché è una cosa gratuita, una cosa solo per creare disagi, solo per creare così. E questo è stato l'aspetto brutto, negativo. Penso che sia anche amarezza oltre che rabbia, perché vedi tutto quello che noi facciamo per rendere l'impianto agibile e ore di lavoro nell'inventario delle cose e poi anche proprio una questione personale, nel senso che è un posto di lavoro però è anche casa. Al momento indagano le forze dell'ordine che stanno visionando anche le immagini della rete di telecamere del quartiere alla caccia dei responsabili. Il palazzetto era chiuso al pubblico per i consueti lavori di manutenzione straordinaria annuale, ma resta da capire perché l'allarme non abbia funzionato. Ad impressionare è il comportamento dei vandali, consapevoli di agire impunemente visto che non è installato un impianto di videosorveglianza interno. Un adeguamento tecnologico che i gestori dell'impianto avevano già richiesto all'amministrazione comunale e che ora tornano a rinnovare. Stiamo parlando di un impianto che è a servizio del pubblico, gestito sì da una società, però che mettiamo a disposizione del pubblico, così che ci fosse questo tipo di accortezza, di aiuto, proprio per aiutarci a che questi episodi non continuino a verificarsi. L'unione fa la forza ed è la cosa che tra virgolette ci rincuora, perché comunque anche se fanno danni la volontà di riaprire ed essere sempre più forti giorno per giorno è grande. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, anche il comune? In teoria sì, noi aspettiamo adesso che ci diano tra virgolette una mano anche loro nel vedere che dopo 3 volte di uscita notturne di queste, non li voglio neanche chiamare uomini, non so neanche come definirli,